Questa è la storia di due campioni. Una di quelle storie dimenticate in qualche angolo della memoria. Questa è la storia di Emmo e Dinamite. Suddenly something has happened to me as I was having my cup of tea. Il primo si chiama Emerson Fittipaldi, detto Emmo, un brasiliano dall'albero genealogico italiano, russo, polacco, requisito ideale ad un campione per farsi amare dalla gente. L'altro si chiama Jochen Rindt, di origini tedesche. Da bambino ha perso i genitori sotto i bombardamenti della guerra ed è cresciuto dai nonni in Austria. Comincia la sua avventura automobilistica nei primi anni 60, nel campionato rally. Entrambi hanno un grande talento e lo dimostreranno. Emmo Fittipaldi comincia con il motociclismo, per poi passare ai kart, ma le sue aspirazioni vanno oltre confine. Vuole conquistare il vecchio continente, l'Inghilterra, mecca dell'automobilismo sportivo. Emmo ci arriva e finisce in Formula Ford. Beh, in soli 3 mesi la sua velocità gli porta a un contratto con la Lotus in Formula 3. Esordisce a stagione in corso, finirà vincendo il campionato. Rindt, intanto, arriva in Formula 2. Ha numeri impressionanti. Batte gente come Clark, Hill, Stewart. Rindt piace per lo stile aggressivo e spettacolare, lo stile di chi è affamato e senza paura. Nel 1964, finalmente, approda in Formula 1. Le vite dei due campioni, però, si intrecciano solo nel 1970, entrambi a bordo della rivoluzionaria Lotus 72. Rindt è il primo pilota della scuderia. Per tutti è Dinamite, a causa del suo piede destro molto pesante. Fittipaldi, invece, è un giovane promettente. Anche se è soltanto il terzo pilota, al suo debutto in Formula 1 sa già farsi notare, come in Germania, dove conquista la 4ª posizione. Rindt, invece, è sempre più lanciato alla conquista del titolo mondiale. 5 settembre 1970. Manca un giorno al Gran Premio d'Italia e Rindt ci arriva da primo in classifica. Ma durante le prove, in curva parabolica, la ruota sinistra della sua Lotus si infila sotto la protezione. C'è un buco nel terrapieno e lì la gomma si incastra. La rotazione è violentissima e la vettura si infrange contro il parapetto. Dinamite Rindt muore mentre lo stanno trasportando all'ospedale Niguarda di Milano. Forse, se al volante dell'ambulanza ci fosse stato lui, sarebbe arrivato in tempo. Il team Lotus salta la gara. Rindt è al comando della classifica, ma ora non c'è più. Qualche giorno dopo, traumatizzato, John Miles, il secondo pilota Lotus, annuncia il suo ritiro dal mondo delle corse. Il team Lotus salta anche la gara del Canada, vinta da Jacky Ickx, a bordo della Ferrari. E proprio Ickx si porta così al secondo posto in classifica. Potrebbe vincere. Potrebbe ancora portare via il titolo allo scomparso Dinamite. Ma Emmo Fittipaldi non ci sta. Senza Miles è lui il primo pilota Lotus. Rabbia, dolore, paura, opportunità. È la miscela perfetta che spinge Emmo a onorare Dinamite. 4 ottobre 1970, Gran Premio degli Stati Uniti.
La partenza per Emmo non è delle migliori, subito in difficoltà, ma l'orgoglio gli fa innescare una poderosa rimonta. Posizione dopo posizione, curva dopo curva, auto dopo auto, Fittipaldi supera le monoposto una via all'altra. È uno di quei giorni dove tutto va veloce, il cuore è come la strada. E al posto della benzina c'è adrenalina pura. Uno di quei giorni dove nemmeno il dio dei motori riuscirebbe a stargli dietro. Quel giorno Emmo si ritrova in testa e va a prendersi la sua prima vittoria in Formula 1. Il suo successo permette al compagno scomparso di mantenere la testa della classifica mondiale. Dinamite Rint diventa così il primo campione del mondo postumo. Fittipaldi diventerà campione del mondo 2 anni dopo. Questa era la storia di Emmo e Dinamite, una di quelle storie dimenticate in qualche angolo della memoria. Questa era la storia di 2 campioni del mondo. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the quiet of a railway station, bright and scared. Laying low, seeking out the poorer quarters, where the ragged people go, looking for the places only they would